Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui per un'altra live. 9 ottobre 2021, oggi è sabato sera. E chi mi segue anche su Facebook avrà visto che oggi ho pubblicato altre foto di retro computing, retro gaming e di tutte le macchine, le console che diciamo che ho stivate un po' di qua, un po' di là. Io come vado a mettere a posto? Scappa fuori un Commodore, un Sinclair, un qualche altra cosa. Insomma, sono pieno di tutte queste retro macchine. Nei commenti di una foto ho fatto anche vedere diciamo questo adattatore, come vedete. Questo è uno dei primi sdoppiatori per dataset per Commodore 64 per copiare le cassette da un dataset all'altro. Aspettate che lo devo mettere a posto bene. La custodia anche è storica, è la custodia di una BASF VHS-C, perché io ho avuto anche la telecamera VHS-C, ce la dovrei ancora avere da qualche parte. Dubito fortemente che funzioni, perché ovviamente trattasi di una videocamera che ha i suoi anni e magari dentro qualche cinghia, qualcosa non funziona più. Ciao MD, ciao, benvenuto. Ah, è uguale, ce l'hai? Questo è stato uno dei primi, eh? Questo veniva venduto proprio così, senza custodia, senza niente. Io lo comprai proprio così, non mi ricordo perché se era andato da Computer Time, boh. Non mi ricordo da chi lo comprai, sinceramente. Quello mi sfugge. Qui dentro ci sono anche le zip RAM, ma delle zip RAM parleremo poi con calma in un episodio dedicato tutto alle RAM, ecco, per farvi capire. Questo integrato qui è una zip RAM, si vede anche dai piedini che sono messi in modo particolare, quindi queste sono zip RAM sempre dell'Amiga, mi pare che era di un controller SCSI di Amiga. Le zip RAM le ho messe qui per conservarle meglio. E oggi siamo qui non per fare un unboxing, non me lo voglio rovinare perché funzionano tutte queste zip RAM. Il mio ha la custodia, ma credo che all'interno sia lo stesso. Non lo so, non lo so, perché di questi ne sono usciti talmente tanti. Poi dopo di questo tutti quanti lo facevano, anche la Cabletronic l'ha fatto, l'hanno fatto tante altre case, ed era un po' più complicato di questi. Questo si gestisce tutto con un integrato, c'ha solo ed esclusivamente un integrato, non c'ha resistenze di niente, niente. Se volete ve lo faccio rivedere, ma questo non c'ha niente. È la GTS, come vedete nella foto che io ho fatto qui. La mia videocamera non riesce a mettere a fuoco, ma c'è scritto G.T.S. L'ha fatto la GTS, come vedete dietro non c'è nessuna resistenza, non c'è niente, fa tutto quell'integrato, ok? Quell'integrato gestisce i livelli di registrazione, tutto quanto, e permetteva la duplicazione dei giochi. Ovviamente tu dovevi mettere in play uno, in rec l'altro, e poi quando veniva caricato il gioco, quando si fermava un registratore che compariva la scritta found, si fermavano tutti e due, compariva found e poi ripartivano in automatico tutti e due. È tutto comandato da questo singolo processore. Era una Gigino, niente male, che fa presagire a quello che poi vabbè, ho fatto poi in futuro. Io quando ho comprato quello già copiavo audiocassette con gli stereo doppia piastra. Vabbè, lasciamo stare, e queste sono altre storie. Ah, GS, vedi, il tuo è un'altra marca, invece a me c'è scritto GTS, serial number 038, tra l'altro è il 38esimo sdoppiatore che la GTS ha fatto, quindi anche uno dei primi, serial number 038. Fa piacere vedere queste cose. Ah, vedi, è scritto tutto in italiano sulla custodia. Io invece no, me lo vendettero così, senza un'istruzione, senza niente, ma non c'era bisogno di istruzioni. Attaccavi due dataset, quello lo attaccava al Commodore 64, play, rec, e copiava tutto.
E poi non c'era una cosa che non copiava, una cosa che veniva copiata, no, si copiava tutto tranquillamente. Quindi è stato di una comodità questo sdoppiatore non indifferente. Ok? Allora, oggi siamo qui, ho intitolato questa diretta Le mie collezioni, episodio 1. Io sono un collezionista di tante cose, lo sapete, da partire dai fumetti, i micronauti, quindi tutte le varie action figure, colleziono cassette, ho la soffitta piena di videocassette, ho migliaia di audiocassette che più di una volta vi ho fatto vedere perché alcune ce l'ho qui che sono quelle che mi sento diciamo più spesso, no? Queste, ecco, i Beatles, vedete? Vabbè, quindi colleziono audiocassette, ce n'ho migliaia, dice pure Sting, chi è? Celine Dion, Celine Dion. Quindi sono un collezionista di cassette, audiocassette, videocassette, CD, ce n'ho, non lo so, qualche decina di migliaia. Qui ancora c'ho, che è da st'inverno, che stavo facendo il sito www.raccontastorie.com. Queste sono le fiabe sonore che stavo passando, ma anche CD. Adesso ho spostato la torre con tutti i miei CD, spesso ve li ho fatti vedere, collezioni di cantanti, Eros Ramazzotti, 883, Vasco, eccetera. Quindi vinili, audiocassette, CD, videocassette, CD, DVD, lì ce ne cadiamo, era tutto i DVD della Disney, eccetera. Quindi diciamo sono un collezionista un po' di tutto. E quindi ho trovato mettendo a posto una piccola collezione che vedete qui, questa qui, questa qui, piccola collezione, è una collezione un po' particolare, è una piccola collezione di tappetini per mouse del computer. Ok, io quello che utilizzo da sempre anche con i mouse ottici e che utilizzo anche adesso, ve lo faccio vedere, è questo. Questo è uno dei migliori tappetini, mo' è un po' sporco, vabbè, comunque è uno dei migliori tappetini che io abbia mai avuto, perché non mi fa sporcare il mouse, ma neanche quello con la pallina si sporcava, questo della Sun. È il primo che vi ho fatto vedere, tappetino della Sun molto flessibile, si adattava a qualsiasi superficie e non si muove. Questo sarà dei primi anni 2000, del 2001 sto tappetino. C'è una stoffa sopra che non si è minimamente consumata, quindi un ottimo tappetino del mouse questo della Sun. Comunque un saluto a chi ci sta guardando, scrivete così vi vedo e vi saluto, ve lo faccio rivedere. Tappetino della Sun, mi devo mettere a favore di luce, ecco, Sun Microsystem. Ok, andiamo a vederne un altro. Questo è della ASCO, pubblicità della ASCO Power Technology, eccoci qua. Anche questo è abbastanza flessibile, però sopra la superficie è rigida e infatti vedete è rimasto un po' bombato, quindi questo in teoria non si può più usare, però io li conservavo pure per l'immagine e la pubblicità. A proposito, un'altra cosa che non ho detto, ciao Gianluca, ciao, che sono tutti gratis, questi sono tutti tappetini che io ho preso gratis, non ne ho comprato neanche uno, ok? Ah certo, il cartoncino pure è molto utile, spesso viene usato un cartoncino, un foglio di carta, anche perché adesso i mouse sono tutti ottici, ma una volta c'erano la pallina che si sporcava, il tappetino era molto molto importante. Quindi questo ve l'ho fatto vedere, andiamo avanti. Guardate, pubblicità ADSL Galactica, cioè ADSL Who Internet the World Galactica, We Internet You, www.galactica.it. Questo ovviamente era un provider che offriva la DSL. Già, posso fare un vero museo virtuale, adesso vedremo. Dovrei scansionarli tutti questi tappetini e vedere appunto di mettere, di fargli poi un sito, renatodevita.it, magari lo posso far diventare un museo virtuale. Ok, questo è il tappetino di Galaflat di Galactica, era un provider internet, penso primi anni 2000, anche questo, guardate che bel tappetino.
dietro ovviamente anche questo non come il Sun, questi poi sono stampati, sono ruvidi sopra, ma non sono la stessa stampa. Questo è di stoffa, questo della Sun che io utilizzo da tanti anni. Questo qua invece è di plastica sopra, ed è ruvido. Ok, andiamo avanti. Ecco, questo già è meglio. Guardate un po' che vi faccio vedere. Questo era della Spal Wind, www.onlinespal.it. Io ho sempre la telecamera che non riesce a mettere a fuoco. Comunque già se ve lo metto così lo vedete che anche questo è ruvido, anche se qui dietro come vedete è brillantinato ed ricorda molto il retro di quello della Sun, però anche quello della Sun è sempre meglio pure di questi. Vedete? Questo è www.online.spal.it. Non so neanche se esistono ancora questi siti, amici, perché magari questi siti che io vi dico sono stati poi chiusi. Questo faceva parte, era un ramo della Wind quando ancora non era infostrata, punto Wind. Poi se ne saranno pure delle copie, infatti vedete, questa è un'altra copia. Io poi ne prendevo sempre più di uno per paura che poi utilizzandoli poi non l'ho più utilizzati e quindi è diventata una collezione. Questo pure uguale, identico, quindi sono tre Spal. Poi li voglio mettere un'altra volta tutti bene, perché poi li metterò a Zazzarola. C'ho il cellulare un po' scarico, ma fa niente. Ok, ai VIC 20 C64 ce li ho tutti. Allora di VIC 20 ce ne ho 4-5, C64 ce ne avrò una ventina, 128 ce n'ho un paio di quelli classici e due desktop, quelli con la tastiera che va sotto come l'Amiga 1000. Quelli erano belli, il C128. Sì, io per retro computing c'ho tutto, chi mi segue lo sa. Questo è www.tin.it, Telecom Italianet, mi pare che significava TIN. Internet parte da qui, www.tin.it. Guardate che roba, cioè questi sono anche perché vedete che uno non ci pensa, ma anche i tappetini del mouse possono essere una collezione perché erano uno diverso dall'altro. Questo è molto bello. Questo è piccolino, andava per i PC portatili della Dell, veniva dato insieme ai PC portatili della Dell ed è molto flessibile. Il retro è molto antiscivolo, quindi poggiato sulla scrivania andava benissimo. E questo è un tappetino fatto pure di una buona sostanza, quindi per i mouse ottici stesso della Dell che venivano dati insieme ai portatili, questo era un ottimo tappetino, devo dire la verità. Vedi? O poi col logo, poi ci perdevano tempo pure a fare tutto il coso. Vedete che qui ci sono tutte delle piramidi disegnate, quindi la grafica pure veniva molto curata, anche se erano pubblicitari e venivano dati in omaggio, quindi diciamo che anche questo si può considerare una collezione. Questo l'ho usato molto, è un po' sporco, ce ne dovrei avere anche altri più puliti. Questo era la pubblicità del gruppo Ericsson Boys, della fase 3 di Boys, che era un progetto interno alla Ericsson. Come sapete io ho lavorato tanti anni alla Ericsson ed ho un ottimo, bellissimo ricordo di quegli anni. Quello poi lo rivedremo perché ce n'ho uno un po' più pulito, un po' meglio. Questo viene sempre da Ericsson, ok? Questo con il cane era l'Information Security Management System, ISMS, era per pubblicizzare, diciamo, il numero di telefono dell'helpdesk aziendale Ericsson, pure questo primi anni 2000, se non fine del secolo scorso, perché io in quegli anni abbiamo cominciato a tirare su il TEI helpdesk. TEI significa telecomunicazioni Ericsson Italia, service desk, ok? Io ho fatto parte appunto del gruppo, del team che ha tirato su tutta la rete di computer in Ericsson Telecomunicazioni, dovunque in tutte le sedi, Cagliari, Palermo, Sassari, Pagani. Ecco, questo mo tanto il numero non esiste più e poi era un numero abbreviato, lo copro per privacy. Comunque qua vedete IT Service Desk, questo pure Ericsson Telecomunicazioni,
e questo era per pubblicizzare il numero di telefono del service desk della Ericsson, che uno bastava che faceva questo numero, che nel frattempo era cambiato. Questo infatti è dopo gli anni 2000, parecchio dopo, infatti c'è il sito è diventato internalericsson.com/it, quindi Tei Ericsson Se, che era tei.ericsson.se, era il primo sito intranet aziendale, era stato poi sostituito da ericsson.com. Allora, quelli che stavano fuori da questa busta sono finiti. Adesso già questa busta con scritto Prenatale c'ha i suoi anni. Comunque, li tiro fuori piano piano perché sono tutti incastrati qua dentro. Allora, qua ce n'è un altro della Dell, vabbè. Ovviamente, come vi ho detto, ci saranno anche dei doppioni. Allora, Cutis, questo è rigido, un sacco, ed è soltanto blu, ho scritto un logo, ok? E questo è rigido proprio come tappetino, proprio molto rigido, e poi sotto questa parte qui è liscia, questo quindi si muove sulla scrivania, quindi non è un buon tappetino. Questo è un altro identico a quello che vi ho fatto vedere col cane, poi li metterò tutti insieme, sempre ISMS, quindi Information Security Management System, quello col cane che già abbiamo visto. Questo è sempre Ericsson, ecco quello lì che vi ho fatto vedere, fase 3, gruppo Boys, era bellissimo il progetto. Infatti qua addirittura sul sito internet che sta scritto qui, addirittura c'era HTTP e ITRMNT. Allora 003.te.ericsson.se. Vi faccio un breve riassunto, per così è giusto per fare 4 chiacchiere un po' il sabato sera prima di cena, mica per niente. Io vi ho detto che conoscere Reni direttamente da Reni, vi avrei raccontato un po' quella che è stata la mia vita da programmatore, da sistemista senior, diciamo ho abbracciato tante cose, e quindi vi dico in 2 parole che cosa vuol dire un sito internet scritto http:// e itrmnt 003.te.ericsson.se. Allora, i server, quando noi abbiamo cominciato a mettere tutti questi server, togliendo il 3270 della IBM, che era un mainframe, quindi erano tanti terminali collegati tramite una rete coassiale ad un unico server grosso, gigantesco, che era l'IBM 3270, che stava proprio in via Nagnina con i robot delle cassettine. Erano terminali stupidi, quindi non avevano memoria propria. I terminali non erano computer, si collegavano a questo supercomputer che distribuiva a tutti i terminali le informazioni che uno andava a richiedere. Allora, quando noi abbiamo introdotto i server dentro la Ericsson, prima si parlava di Windows NT Server, i primi server, diciamo Microsoft, il primo, sono abbastanza orgoglioso di averlo installato io. Diciamo arrivò tutto smontato questo server dell'HP, ci andava installato sopra Windows NT4, arrivarono i dischi da una parte, scheda RAID dall'altra, scheda video da un'altra parte, il server proprio di per sé stesso da un'altra parte, non sapevano dove mettere le mani, mi chiamarono a me, anche perché era proprio il nascere di questa tecnologia, di quest'idea che doveva essere client server, cioè dove il client era un computer, quindi era in grado di fare operazioni stand alone connesso via rete ad un server che distribuiva determinati servizi poi all'utente, e quindi io montai tutto questo server e fui il primo. Da questo primo server in Ericsson mi pare che arrivammo ad averne più di 200, tra i server dipartimentali, i server de posta che erano una decina, i server SAP non erano Microsoft, erano Unix, quindi HP Unix, tutta un'altra cosa. Poi c'erano i server web, c'erano i server SQL, SQL, a ognuno veniva dedicato un server diverso, poi ogni dipartimento aveva quello suo, e quindi mentre prima ogni dipartimento nominava il proprio server come gli pareva, fu necessario dare una nomenclatura universale
per i server, ed ecco che nasce EIT, significa Ericsson Italia, RM sta per Roma, perché noi ce l'avevamo a Napoli, a Palermo, a Cagliari, quindi cambiava questa RM a seconda di dove stava. NT o UX indicava il sistema operativo che c'era sopra, se era Windows NT4 Server, che poi divenne Windows 2000 Server, e poi 003 era il numero del server. Ok, quindi EIT-RMNT 003 indicava il terzo server a Roma di Ericsson Italia con Windows NT o Windows 2000. Ok. Poi TEI Ericsson SE invece era il dominio, che Ericsson SE era registrato dagli svedesi, e TEI era Telecomunicazioni Ericsson Italia, che veniva praticamente reindirizzato sui server web italiani. Ok? Così vi ho detto, in due parole vi ho raccontato come era gestita l'architettura client server in Ericsson. Calcolate che Ericsson fu una delle prime e più grandi intranet, quindi reti LAN, local area network italiane. Avevamo un numero enorme di PC là dentro e avevamo pure un numero enorme di server. Poi piano piano questo numero enorme di server, passando gli anni, conveniva scremarli, anche perché per fare i backup dei dati era un macello, ogni server aveva il proprio DAT, DLT, quello che era, bisognava andare a cambiare tutte le cassettine. Guardate che è stato un lavoro non indifferente, mandare avanti l'IT da zero a quello che poi alla fine dettero tutto in outsourcing a Google, levarono tutti i server, risparmiarono un sacco di soldi di corrente, vabbè, perché poi c'era pure il fatto della continuità, i gruppi, eccetera. Questo sempre fa parte della Ericsson. Chi è stato con me in Ericsson, questo è quando entrò EDS che era un'altra società per quanto riguarda l'help desk. Venne dato tutto in mano a EDS, il loghetto è questo qui, e quindi la EDS diede a tutti diciamo, gli utenti Ericsson questo tappetino pubblicitario, ok, con il salvagente che indicava chiamate l'help desk se vi trovate in cattive acque con il computer, ok, chiamate l'help desk. E infatti poi diventò addirittura il website, diventò eds-europe.ericsson.se, figuriamoci che era diventato, insomma, vabbè. Andiamo avanti. Questo addirittura è un tappetino Building the Future della Emicon Group. Guardate che bello anche questo, disegnato con dei cubetti di ghiaccio, tutto 3D, Questo fu un bel disegno. Mi dispiace che questa webcam, con tutto che me l'hanno venduta come Full HD, non riesce a mettere a fuoco bene neanche questi tappetini, però riesco a farvi fare un'idea del disegno che c'è sopra. Poi magari effettivamente, come mi è stato consigliato, magari li scansiono e magari li metto su un album su Facebook, anche se Facebook non mi fa condividere gli album dalla app, devo per forza, io mi sono messo tutti i link diretti agli album dentro Telegram, così quando qualcuno me lo chiede glielo metto. Un altro tappetino sempre della Ericsson, questo era pubblicitario di uno dei primi telefonini multimediali, chiamiamoli così, l'R380 della Ericsson. Questo mi sa che ce l'ho solo io oramai, ok, Ericsson con l'R380, che era un telefonino, io ce n'ho due di R380 alla fine, perché uno me l'hanno regalato e uno lo comprai, e questo è l'R380, scusate, l'R380 visto chiuso e visto aperto. Allora, l'R380 che cos'era? Era una specie di Nokia Communicator, dentro c'aveva un sistema operativo e ti permetteva di leggere la posta, scrivere i messaggi, leggere i messaggi tutto con un pennino. Diventava un telefono normalissimo quando era chiuso, poi questa tastierina si apriva verso il basso, si girava il telefono e diventava appunto così. E quindi c'era la lente per fare il trova una mail, tutto bianco e nero, diciamo, era un rudimentale abbozzo di smartphone, ma lo smartphone poi fu il P800, il P900, il P910, ce ne furono tanti. Andiamo avanti, questo è un altro tappetino della Sun, molto buono anche questo, vedete c'è il logo Sun qui in basso, Ultra Computing, vedete?
questo veniva dato con le Sun, mi pare con le Spark Station, ok? Con le Spark Station che già c'avevano il mouse ottico, veniva dato questo tappetino. Questo è anche molto molto buono, una specie di quello che vi ho fatto vedere che uso sempre io, eh. Quindi questi della Sun poi sono belli pesanti, sono tappetini belli pesanti. Poi ci sono quelli che invece abbiamo distribuito. Questo è un mouse che si vendeva, mi sa che ce l'ho ancora pure imballato, si vendeva, è ultra sottile, vedete? Sembra un foglio di carta, sopra è molto ruvido e dietro è diciamo una gomma antiscivolo molto, molto buona, infatti nel tempo ha resistito, sopra è tutto ruvido, lo sentite? Sopra è molto ruvido, c'è scritto 3M qui sotto, 3M, e questi si vendevano, ovviamente sopra un motivo ripetitivo, un pattern fatto così, e c'aveva questa forma strana, come vedete, non so se, ecco, prendo un foglio di carta così vi faccio vedere che forma strana aveva questo tappetino, non era rettangolare, c'aveva una forma un po' più strana, e quindi anche questo fa parte della mia collezione, ok? Ciao Willy, benvenuto. Lo so che c'ho materiale per scrivere un libro. Guardate un po' qua che vi ricorda questa scritta. Pure questo è un tappetino pubblicitario che dava eBay. Questo mi sa che so solo io che ce li ho. Queste sono tutte cose rarissime, rarissime. Provate ad andare a cercare se trovate il tappetino con scritto eBay sopra. Guardate, io compro su eBay. Questi erano proprio gli albori, quando era appena nato il sito di eBay. Ok? Quindi è pure molto carino perché è tutto colorato, ovviamente richiamando i colori che erano di eBay. Vedete, ci stanno tutte le stelline. Questo pure graficamente non è bruttissimo. Dietro pure è fatto bene, eh? Dietro è antiscivolo, è un bel tappetino di qualità. Questo invece ricorda molto i due delfini. Mi sa che questo lo comprai, non so, però non mi ricordo in che anno, ma quasi sicuramente con mia moglie. Due delfini fuori dal tempo. Eccolo qua. Guardate che bel tappetino. Questo pure è molto bello ed è ancora imballato, non lo sballo. E questo sicuramente l'avrò comprato con lei perché c'erano raffigurati i due delfini. Bella questa immagine, molto bella. Ovviamente c'erano anche i tappetini. Qua c'era un sito che mi piaceva di Diddle, DDL, che era diddle.it, ma l'hanno chiuso e non sono riuscito a trovarlo neanche sul backup di internet database. Guardate che bello che erano questi tappetini di Diddle, tutto colorato. Poi calcolate che la telecamera non rende, ma questo è tutto sfumato, bellissimo. C'è questa spirale al centro, questa spirale che dà sul rosa e viola, con intorno tutti sprazzi di giallo e arancione, però vedete qua, voi vedete solo giallo secondo me, e quindi non riuscite a capire bene come è fatto realmente questo tappetino. Anche questo dietro è fatto molto bene, infatti questo era in vendita, e quindi un altro della Sun molto buono, ma mi sa che è uguale a quello che già vi ho fatto vedere, guardate, no, però eccolo qua. Questo è un altro tappetino Sun. Guardate quanto sono alti i tappetini della Sun, cioè sono i più alti tappetini che ho mai visto, proprio perché sono molto molto buoni. Quelli della Sun sono proprio uno spettacolo di tappetini. Vi faccio rivedere il disegno, poi andiamo avanti veloce. Eccone un altro, World Food Program Electronic Registry. Questo l'ha fatto la ADI, Information and Knowledge Management. Eccolo qui, Electronic Registry. Poi se volete davvero io ve li scansiono. Che ci vuole questi a scansionarli? Questo è molto sottile invece, sembra l'altezza di un CD.
Questo è quello che c'ho lì, che vi ho fatto vedere, nuovo. Guardate nuovo che bello che è. Questo è uno spettacolo, questo tappetino qua. Questa è la versione nuova di quello che vi ho fatto vedere all'inizio, il primo che vi ho fatto vedere. Questo è nuovo, nuovo, nuovo. Mi si è un po' rovinato qua, ma poca roba. I colori sono brillanti, quelli sono tutti smunti. Questo invece c'ha un bel celeste che era il colore proprio della Sun. Bello, bello, questo è uno dei migliori tappetini che ho. E qui c'è di nuovo uno dell'Helpdesk dell'Ericsson col salvagente. Saltiamo che già l'abbiamo visto. La particolarità di questo è che dietro era grigio, non è nero come tutti i tappetini, Vedete, questo è grigio chiaro chiaro e questo è nero. Questo tra l'altro è un altro Dell, che già l'abbiamo visto prima con le piramidi, quindi andiamo avanti veloce, e questo è quello col salvagente che già abbiamo visto prima. Andiamo avanti, che mi sa che molti si ripeteranno. Allora, questo pure già l'abbiamo visto, proprio adesso. E questo era quando la Telecom, vedete ancora c'è il logo Telecom, si inventò Broadband Box, BBB. Io ho anche la maglietta. Allora, insieme alla maglietta, alla tazza, al modem, io ho anche la tazza BBB. Ti dava appunto, ti arrivava tutto il kit, il tappetino del mouse, questo qua, la tazza, la maglietta e il modem. Ti davano tutto pur di farti abbonare alla loro ADSL B Broadband Box. C'era una pubblicità enorme su BBB, cioè, ma proprio delle pubblicità che se andate su YouTube secondo me le trovate ancora, di Telecom Italia. Guardate che cosa vi sto facendo vedere, ma questa è storia. Ecco, questi sono due uguali, vi faccio vedere il migliore, che è questo, sempre www.ericsson.it. Questo venne dato quando nacque il sito italiano di Ericsson, che poi diventò www.ericsson.com/it, per risparmiare pure sui siti internet, ma neanche tanto per risparmiare, proprio perché così avevano già un redirect fatto, mentre così dovevano pagare anche lo spazio web per far funzionare tutto alla perfezione, perché su questi siti voi dovete pensare che c'era anche l'intranet aziendale, quindi non è che erano soltanto dei siti internet per visitatori sconosciuti, ma c'erano anche le intranet aziendali, quindi bisognava gestire tutte le sicurezze. Ecco, questa fu la pubblicità della Ericsson quando nacque www.ericsson.it. Non poteva mancare l'HP che ha fatto tantissimi computer, e questo veniva dato insieme a uno dei tanti computer che ho consegnato. Me lo sono fatto lasciare, mi pare, dall'utente a cui consegnai il PC, e mi è rimasto questo tappetino molto semplice perché è tutto blu, logo HP Invent, e sotto un sito internet che mi sa che non funziona più, www.hp.com/go/technical. Comunque è un bel tappetino anche questo, perché è un bel blu notte grigiastro, diciamo, molto bello questo tappetino. Andiamo avanti. Guardate Clubnet, non so se ve lo ricordate, Clubnet, per fare questo Clubnet di Dinit, infatti qui c'è il logo Dinit, ok, Clubnet era l'internet di Dinit, e qui ti diceva tutto come fare le faccine con i codici ASCII, ok. Ovviamente si era unito pure col Credito Italiano per fare pubblicità, e quindi davano, non so a quale fiera, questi tappetini. Può darsi pure allo SMAU, perché io sono andato a tanti SMAU. Ok, qui ci sono tanti di questi tappetini Ericsson, mo li metterò tutti quanti insieme. Guardate, questi sempre col salvagente, mo li metto tutti grigi dietro, grigi, ok, li metto tutti quanti insieme. Questo pure l'ho fatto vedere all'inizio, ASCO Power Technology, l'abbiamo visto proprio all'inizio. Questi sono tutti uguali, ve li faccio vedere. Pure questo già ve l'ho fatto vedere, ok. Andiamo avanti. Questo invece, molto bello questo, ETA Beta, ed è di stoffa sopra, dietro molto di gomma antiscivolo, come vedete non si muove, ok,
e davanti soltanto verde. Qui ovviamente mi si è un po' rovinato, si vede, si vede anche di più, dal vivo non si vede tanto, ma sulla telecamera sì, perché fa le ombre. È da beta, un buon tappetino questo, perché è di stoffa sopra. Andiamo avanti, questo ve l'ho fatto vedere, il salvagente ve l'ho fatto vedere, questo sono usciti altri, questo e questo, quindi questi ve li ho fatti già vedere, questo non ve l'ho fatto vedere, guardate, Ericsson Customer Support, Ericsson Telecomunicazioni SPA, Customer Support. Questi erano tutti sempre help desk, la pubblicità all'help desk, tanto non si legge, ok? Email Lindsay fa XFA degli Ericsson 6. Questo è ancora prima degli anni 2000, questo è della fine degli anni 90, 99 mi pare. Guardate che belli che sono questi tappetini, me li sono tenuti solo io. Poi ce ne stanno altri due, sempre degli SMS, tappetini dell'Ericsson e via. E vediamo gli ultimi. Allora, c'è questo, sempre fatto da Ericsson, per pubblicizzare il Family Day. Ogni tanto la Ericsson faceva i Family Day aziendali per far venire le famiglie con i figli. Questo è un altro di Ericsson, guardate che bello, Ericsson Energy System. Questo riguardava, mi sa, i gruppi di continuità della Ericsson Energy System ES, prima che diventasse Emerson Energy System, e Ericsson Energy Master, perché la Ericsson, prima di lasciare tutto alla Emerson, vedete qui c'è sempre il logo Ericsson da tutte le parti, faceva anche gruppi di continuità. Guardate che anima di gruppo all'epoca, gruppi di continuità UPS, i cosiddetti UPS. Un altro sempre Ericsson, qui pubblicizzavano Make Yourself Hard, sempre pubblicitari, ma bellissimi, tutti fatti molto bene, pure di qualità. Questo ve l'ho fatto vedere, questo ve l'ho fatto vedere, questo no, addirittura il tappetino Seagate, che è una marca molto famosa di hard disk, insieme a Western Digital, Samsung, ma la Seagate faceva degli ottimi hard disk, c'era pure la Maxtor, non ne sono rimaste tante. Eccola la Seagate, vedete il logo nuovo è questo qui, Seagate, che poi sì, no, è diverso completamente da questo, vedete? Seagate, e questo è il vecchio logo della Seagate. Bello questo tappetino anche perché è tondo, il mondo è tondo tondo, vedete? Tondo. Un tappetino rotondo. Questa è la custodia del tappetino della 3M, dentro ce n'è ancora uno nuovo, ancora da usare, e questi erano tutti i vari colori in cui veniva venduto il tappetino della 3M, quello che aveva quella forma strana. E mi sa che abbiamo finito. Finiamo in bellezza, guardate che bello questo, della Boeder, vedete? Boeder, bellissimo questo tappetino. Tutti i tappetini pubblicitari che io ho collezionato negli anni, ok? Spero che abbiate gradito questa, diciamo, questa carrellata di tappetini per il mouse. Non mi voglio però fermare, vi voglio far vedere, vediamo insieme molto velocemente, perché intanto sono fatte le 8:10 e sono già 42 minuti di diretta. Io quando andai al Geek Sunday mi presentai pure con parecchie fotografie, perché quando andavo a Expo Cartoon andavano per la maggiore, allora io feci stampare parecchie fotografie. Allora le vediamo velocemente, guardate, questa è carta fotografica, questa è Fujifilm, quindi è carta fotografica lucida.
Vediamole insieme queste fotografie, guardate che belle che sono. Sono tutte fotografie, Ve le faccio vedere velocemente, queste sono super deformed. Guardate che belle. Guardate, Cerco di farvele vedere senza riflessi. Guardate, guardate quante ne sono. Vado veloce perché così ve le faccio guardare. Guardate che bella You. Sempre You di Incantevoli Crimi. Goldrake. UFO Robot. Ma sono una più bella dell'altra queste foto, Questo è il grande Mazinga, detto anche Mazinga V. Le ragazze di Go Nagai. Goldrake. UFO Robot. Magica Amy. Vado un po' veloce, tanto mo vediamo, non lo so, non me lo ricordo se c'è sta, guardiamo un po'. Questo è il Guy King. Non è pure tagliata questa, vabbè. I Cavalieri dello Zodiaco. Saint Seiya. Non me lo riesce a mettere a fuoco, forse più lontano si viene meglio. I Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya, i Cavalieri d'Oro. In mezzo a questi Cavalieri d'Oro, no, sono i Cavalieri d'Oro, sì. Volevo vedere se c'era Pegasus, c'è pure Aquarius. Che bella questa foto, con tutti i Cavalieri d'Oro. Sempre i Cavalieri dello Zodiaco, questi sono i Cavalieri di Atena. Andromeda. Sempre il grande Mazinga e Goldrake ci ricordano Mazinga Z anche, il mondo di Go Nagai, il grande Actarus, pilota di Goldrake. Andiamo avanti. Ciao Maurizio, sto facendo vedere un po' di foto che mi ero portato al Geek Sunday quando presenziai come espositore al Geek Sunday. Questa è una foto di gruppo di tanti robot, tra i quali anche quelli di Go Nagai. C'è anche Jetta Robot, c'è il Guy King, ci sono un po' tutti quanti, c'è Goldrake. E anche questa è una foto di gruppo. Tra l'altro si vede anche Trader G7, Titan 3, c'è Zambot 3, bellissimo Zambot 3. Andiamo avanti. Jig, il robot d'acciaio, con il Big Shooter guidato da Miwa. Queste sono le maghette. Lulu l'angelo tra i fiori, Ciappi, Lallabel, Via la sfida della magia, Ciappi, tutte insieme. Questo è lo Spank, il cane che parla, è lo Spank. Guardate che belle che sono. Capitan Jet. Capitan Jet è un ragazzo robot con dei sentimenti umani proprio come noi. Ovviamente Astro Boy è il titolo originale, Eccola qua. Capitan Jet. Guardate veramente che ho delle collezioni. Qui torniamo ai Cavalieri dello Zodiaco. Sono i Cavalieri dello Zodiaco. Sono i Cavalieri dello Zodiaco. Non importanti, sono grandi forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo. Vedete il corno del toro che è stato rotto da Pegasus durante il duello. Ed ecco i 5 cavalieri di Atena,
Phoenix, Andromeda, Crystal il cigno, Pegasus, colpo segreto del drago nascente, Sirio il dragone, ed eccoli con i loro elmi. Goldrake che si rialza. Ma sono bellissime queste foto, non è che ve le posso scansionare queste. Io queste ce le avevo tutte online sul sito di Morena Computer, sul sito di Stampa Foto Morena, perché io ero diventato punto di Photosì e potevo stampare le foto. Avevo fatto un sito dove c'era una categoria dedicata tutta a queste immagini, non so che fine hanno fatto, ragazzi. Non mi chiedete backup di tutte queste foto. Sailor Moon, qui torniamo sempre a UFO Robot. Non mi chiedete backup di foto perché ci avevo messo un secolo io a mettere insieme tutte queste foto. Mazinga Z, bellissima sta foto nera di Mazinga Z, si vedono gli occhi. Questo è il Gundam, so tantissime, il grande Mazinga, Daitan 3, questa mi sa che è una copia di quella di prima, con Gig robot d'acciaio, tutti i robot. Vado via un po' più veloce perché sennò, cioè, quanti ricordi anni 70 erano robot, Gig robot, lo so, DNA. Questa è molto bella. Doraemon, Candy e Terence, Candy con Terence. Tanto era le mie collezioni episodio 1, così se vi va poi vi vedrete pure l'episodio 2 e farò vedere altre cose. E questo era un primo contenitore di fotografie. Adesso lo metto a posto, vediamo un altro contenitore. Tanto sono 3 contenitori, vado via veloce, avete visto? Cioè, così hanno un motivo di esserci, fare 4 chiacchiere. Vedo che scrivete poco nella chat, però non fa niente. Ecco, ero fissato proprio con Crimi. Ritorniamo su Crimi e You. Eccoci qua, allora mettiamoli girate questi. Ok, Goldrake, aspettate, bellissima questa foto. Goldrake e Jig, una meglio dell'altra queste foto. Candy, andiamo avanti, Olli si allena, tirando i rigori. Benji si allena. Olli contro Mark Landers. Questa è un po' più moderna, Ci stanno un po' di riflessi ma non ci posso fare nulla, poi miglioreremo, Kiyashan, il mito. Questo è il seguito che è stato fatto, è un film proprio di Kiyashan, il mito. Riprende un po' la serie ma dalla lontana. Mentre questo lo conosciamo tutti. Chi è degli anni 70 come me se lo ricorda benissimo e sa a memoria anche i nomi di tutti gli avversari e amici che ha avuto, che sono in questa foto. Kenny Guerriero, a partire da Raul e Toki, i fratelli, Shin, Sauzer, vabbè, Yuda e Rei, Kenny Guerriero, Rei che venne ucciso dal colpo micidiale di Raul, ma prima di morire volle sfidare Yuda.
E questo è il volo della Fenice di Nanto. Cioè veramente qualcosa di spettacolare vi sto facendo vedere qualcosa di spettacolare. Qui torniamo sempre sui robot di Konagai, Mazinga Z. Ah, e tra l'altro sta combattendo contro Jet Robot. Questo sempre Mazinga Z, però è venuta tagliata sta immagine. Sono belle, sono belle. Jet Robot. Ovviamente non poteva mancare Masters of the Universe. I-Man. Attuissimi c'erano in tutti gli stand pupazzetti dei Masters che ebbero un successo enorme, quasi più dei Micronauti, e ancora si trova anche il castello di Grayskull che c'era attuissimi, eh. Vabbè, questa non ha bisogno di presentazione. Segui del capitano Tiger Man, solitario nella notte va. Ma tiri sempre fuori chicche nuovi di genere vario, complimenti, sì lo so, c'ho tanta passione, ce ne vuole tanta. Qui torniamo sempre su Goldrake. Quello dopo piacerà sicuramente tanto a mia figlia, non so se mia moglie e mia figlia mi stanno ancora seguendo, ma questo è Ranma. Ranma con il padre trasformato in panda e lei lui trasformato in ragazza. Questo è un cartone animato che qui vediamo spesso, perché a mia figlia piace tanto tanto tanto. Non so se avete visto sul mio canale YouTube c'è l'unboxing del personaggio di Ranma ragazza, e questa è una foto di Ranma, la metto da parte così gliela do a mia figlia. Guardate che bello. Cara dolce Kyoko, Maisoni Goku. Eh, Maisoni Goku. Bellissimi, bellissime queste foto. Guardate che bello, cioè questo Goldrake. Questa foto è bellissima, messa dentro una piccola cornice. E questa è la mitica Yu Morisawa durante la sigla del cartone animato Incantevoli Crimi. Anche questa è presa dall'Incantevoli Crimi. E poi vi faccio vedere un giovanissimo Oliver Hutton preso dalla prima serie mai trasmessa in TV. Guardate com'era piccolo Oliver Hutton, alla buona e meglio. Quella è la maglia della Newpie prima che fosse ridisegnato e prima che si evolvesse la serie e lo facessero crescere, facendolo diventare praticamente così. Qui c'è Roberto Sedigno, c'è Benji Price, c'è Mark Lander, c'è Tom, c'è Bruce Harper, c'è Patty. Cioè, come vedete, questi cartoni animati li conosco tutti, questi un po' meno. Yu-Gi-Oh! Evil Man, The Evil Man, là sull'Himalaya, lasciamo stare. Capitan Harlock, Capitan Harlock, Hariken Polimo. Questa aveva la sigla in giapponese. Tutti sanno che si chiama Lupin. Lupin, Lupin. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò. Vai, vai. Odia la paura, non conosce la pietà. Mazinga Z, Mazinga Z, oh, sempre Mazinga Z.
E poi qui c'è Space Robot, Space Robot. Daitan, Daitan, Daitan. Noi siamo un trio. Eccoci qua con Gundam. Sono Peter Ray, comandante del robot. Yapapà, Ashante, uomo io, donna io, ora sai perché. Ranma. Ranma. Questo sto a mettere da parte. Ranma. Akane. Akane Tendo. Shampoo. Ryoga. O meglio, Pichan. Andiamo qua. Maisoni Goku. L'incantevole Crimi. Ok? Se c'erano appassionati di fumetti ci eravamo fatti 4 chiacchiere. Non so quando mi hai iscritto, comunque ciao Willy, grazie di essere stato qui con me, di aver passato quest'oretta insieme. Vediamo un po' se queste erano quelle che già abbiamo visto o no. Allora, queste invece sono diverse da quelle che abbiamo visto fino adesso. Queste sono tutte Disney. Guardate che belle quelle della Disney. Winnie the Pooh, Trilli. Queste sono tutte le principesse Disney. Belle, molto belle. Qui qua. Queste vado via molto veloce, ecco altre principesse Disney. Belle queste foto. Cars 2. Tra l'altro io devo ancora vedere Cars 3, ma quasi quasi stasera. No, mi devo vedere Congi stasera. Stasera c'è il grande Congi DJ. Topolino e Minnie. Non ve le sto facendo vedere molto veloce. Pinocchio, ma sono tutte molto colorate queste immagini. Toy Story. Alla ricerca di Nemo. Tutti i personaggi Disney. La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia. Quasi finito, Cars. Cars. Topolino e Minnie. Le principesse Disney. Il castello Disney. Queste sono bellissime anche come sfondi del desktop, perché hanno una definizione enorme. Mickey Mouse, Topolino, Minnie e Mickey Mouse, Trilli, le principesse Disney, i 7 nani, Winnie the Pooh, qualcuno mi scrive, Wall-E, Ariel la sirenetta, Cinderella, Cenerentola, Ariel la sirenetta, le principesse Disney, le principesse Disney, veloce, le principesse Disney, le principesse Disney,
Rapunzel, che in quel periodo era appena uscito. Rapunzel, la Sirenetta, Paperino, e direttamente da Zio Paperone e la lampada perduta, il tesoro di Colli Baba e dei 40 ladroni, principesse Disney, ce n'ho tantissime delle principesse Disney, principesse Disney, Gli Incredibili, e qui ci sono le migliaia di lanterne di Rapunzel, Lilli e il vagabondo, Cars, Manny Tuttofare, questo me lo ricordo, mi sfugge momentaneamente il titolo, se qualcuno collegato si ricorda il titolo. Questo lui faceva l'inventore, i Robinson, mi è venuto subito in mente. E qui ci sono sempre Paperino, Topolino e Minnie. Questa invece è una foto natalizia di Topolino e Minnie, e questa è l'ultima, sempre natalizia, Paperino, Paperina, Topolino, Minnie e Pippo e Pluto, stanno tutti insieme. Ok, era l'ultima foto che volevo farvi vedere, vi ho tenuto anche troppo tempo, ciao Massimiliano, troppo tempo con me, con questa infinita diretta, quindi quanto prima, magari mi ci metto pure oggi, vedo un po', stasera verso, penso le 10:30, 10:30 circa, ci sarà Congi DJ live su Twitch, magari ci vediamo là. E niente, vi ringrazio di essere stati con me, continuate a seguirmi su tutti i miei canali, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella perché io non pubblicizzo le mie dirette, perché quando ho un attimo di tempo vado in diretta e ci vediamo, facciamo 4 chiacchiere. E seguite anche il mio nuovo canale YouTube che si chiama Reni J. Lì sto pubblicando tantissime compilation, anche più di una al giorno, 1, 2, 3 al giorno, quelle che riesco a fare. Sto rielaborando momentaneamente le Piccadilly, che sono delle compilation che si vendevano a Napoli a cura di Leonardo G e Attilio Dance, mixed by Harry, e quindi le sto ripulendo con le nuove conoscenze acquisite nel tempo sui programmi di pulizia dei flussi audio, quindi troverete diciamo una qualità maggiore rispetto a quelle che io già avevo pubblicato circa 3 o 4 anni fa. E non solo, continuate a seguire la mia radio su Twitch, ok? twitch.tv/ReniJ, Reni_J, che quella è una radio H24 7 giorni su 7, e lì girano compilation, diciamo, mixate da tantissimi DJ, tra cui anche Congi DJ, tra cui anche Attilio Dance, tra cui anche Leonardo G e Gigi Rose, ce ne sono tanti, Francis DJ che mixa la 90 da vinile. Quindi niente, non mi rimane che salutarvi, augurarvi una buonissima serata, rimanete sempre sintonizzati sui miei canali con la campanellina, seguitemi su Facebook dove io pubblicizzo tante foto e alla buona e meglio anche qualche foto di questi bellissimi tappetini che abbiamo visto insieme, se riesco a scansionarli diciamo in una buona qualità. Alla prossima diretta, grazie mille, ciao a tutti.